vale se ora mi manchi, ma non vale se ci ritroveremo tra 20 anni a fare l'amore che in fondo è più naturale. Un altro figlio d'arte, Leo Gasman, con Naturale a Sanremo 2026, e Sanremo con la Sicilia si fonde sempre in qualche modo. Siamo stati in collegamento con Antonio Panzica, adesso sono con i Calandra e Calandra. Buongiorno people, come dite voi. Buongiorno people. Ecco. Mi sembra di conoscere questo slogan. E per me è perfetto, anche perché il programma si chiama Hello People, quindi siamo ragazzi, al top. Ci ha copiato o abbiamo copiato noi? Ma no, è il nostro, noi abbiamo proprio un marchio, nel senso che ti consiglio di non utilizzare. Meglio Vabbè, viva la gente, viva people, Hello People e buongiorno people, e viva i Calandra e Calandra. Allora, cosa avete combinato in questi giorni, anche voi, in un posto meraviglioso? Sì, ma c'è successa una cosa strana, come dire, che quando meno te l'aspetti, come si suol dire. Praticamente ci trovavamo qui nei nostri studi in accademia dove pensiamo alla nostra musica, e ci arriva una telefonata dicendoci che erano della RAI, si presenta questo giornalista Leonardo Metalli, dicendoci che stavano preparando un documentario su Pippo Baudo e avevano già loro provato delle nostre canzoni a montarle sul documentario, quindi già diciamo col lavoro quasi finito, chiedendoci le liberatorie. È ovvio che ci abbiamo pensato tantissimo. Abbiamo detto no, ci devi dare una settimana di tempo per metabolizzare. Un'occasione quindi, ghiotta e un onore, direi. Assolutamente, anche perché, ripeto, ma questo lo dico dopo, finisco quello che stavo per dire. Abbiamo visto che ci stanno bene in base a quello che abbiamo pensato noi, e quindi volevamo chiedervi appunto se ci davate la liberatoria, considerato il fatto, pensate quanti artisti ci sono in Italia, quanti artisti ha scoperto Pippo, quanti cantanti, specialmente siciliani e catanesi, ci sono, e noi abbiamo scelto 2 vostri brani per il documentario sulla vita di Pippo Baudo, quindi una cosa che resta negli archivi della RAI, va in onda su Rai 1, cioè lui voleva convincerci in un certo senso. Ma non c'era bisogno. Eravate già lì. Infatti siete poi... abbiamo detto, sì. Così distinto mi è venuto a dire, ma noi abbiamo anche altri brani. Dice, ma quanti brani avete voi? Ho detto 42, 43. Mi fa, mandateceli. Tutti? Ho detto, sì. Dice, ma... Io ho detto, che genere preferite voi? A noi cerchiamo dei brani un po' più allegri per essere con lo spirito comunque di Pippo Baudo, che era... Va bene, e abbiamo inviato 12 brani, ci hanno poi chiesto la liberatoria ovviamente, e poi ci hanno chiamato dicendogli che avevano inserito 5 brani nostri. La domenica è andato in onda il servizio, noi non sapevamo appunto nulla di cosa avessero montato, e con piacevole sorpresa abbiamo scoperto comunque che c'erano poi alla fine 4 brani nostri e uno di Carmen Consoli. Ci mancherebbe, noi siamo onorati di essere stati accostati alla fantastico. Infatti poi ho visto il messaggio, ho detto immediatamente intervista, perché queste sono cose che restano sicuramente nel curriculum, ma secondo me come ricordo per la vita, un'emozione grandissima, e vedere, essere lì, respirare quell'aria. Allora, la cosa poi strana è stata che il documentario è andato in onda su Rai 1 domenica, e ha avuto un ottimo riscontro ovviamente, anche se ci sono state le polemiche perché è andato in seconda serata, Pippo diciamo non si meritava questo, e ci hanno inviato un biglietto d'invito perché domani inauguriamo il museo di Pippo Baudo e avremmo il piacere di avervi qua, anche perché ci saranno la famiglia di Pippo Baudo, i suoi figli, la sua segretaria, i vertici RAI e il giornalista che ha fatto l'intervista. Guarda, qua ci abbiamo pensato. Ci abbiamo pensato tanto. Tu pensa che alle 2 di pomeriggio ci siamo messi a fare i biglietti, ci siamo fatti aiutare da una nostra amica che ringraziamo, Mariella Vella, la nostra parente, diciamo, che è venuta qua perché diciamo il nostro cugino, non lo diciamo gli altarini. Capisci cosa significa prenotare i voli per Sanremo, gli alberghi per Sanremo, le coincidenze con i treni per Sanremo, fatto il giorno stesso che inizia, diciamo, Sanremo. Siamo stati dalle 2 alle 7 per organizzare tutti i passaggi, tutti i treni. Siamo stati assunti anche dalle ferrovie italiane perché abbiamo
Infatti noi ci siamo sentiti telefonicamente che eravate in viaggio, ma comunque non potevate non andare perché era un'occasione unica, quindi direi che intanto complimenti, perché voi con la vostra musica portate la Sicilia un po' ovunque in giro, in questo caso in un posto bellissimo che è Sanremo, la città dei fiori ma anche della musica italiana, un omaggio a Pippo Baudo e soprattutto il ricordo con la vostra anche rappresentanza ad un grande, questo quindi ormai, come dire, non si può più cancellare, perché a assolutamente, parte che già si può anzi, rivedere la puntata su Rai Play, ma ok. poi ieri sera io ho sentito che in teoria il Rai Play prima era solo per gli italiani, ora hanno aperto al mondo, tant'è vero che ci sono arrivati commenti da siciliani in America, ci sono arrivati dai Caraibi, che si trovavano in viaggio in crociera perché hanno rivisto la puntata, quindi diciamo una cosa che comunque magari andrà in onda anche spesso, ci saranno delle repliche, quindi siamo veramente felicissimi, ma ricevere Basta, anche... basta, Dimmi, sì, dimmi. Basta andare su Rai Play, quindi riguardare la puntata, quindi chi non l'ha Pippo fatto Baudo ancora. Story, Pippo Baudo Story, un bellissimo omaggio. E per quanto riguarda voi, io spero presto di vedervi in Sì. studio, musica, nuova musica. Sì, sì, ora ti accenno anche questo se posso permettermi. Intanto, ripeto, abbiamo ricevuto i complimenti dai figli di Pippo Baudo che abbiamo avuto il piacere di di conoscere, ci hanno fatto i complimenti spontanei. Il giornalista ci ha presentato veramente quante più persone possibile, perché c'erano, ripeto, i vertici Rai alla prima, all'inaugurazione. E quindi ci sono anche altre novità in cantiere, ma attualmente non sveliamo niente per scaramanzia, perché questa cosa è stata tutto improvviso e abbiamo vissuto come un sogno in pochi giorni. Per ora E allora invece segretino. segreto di Stato questo proprio è. E invece la cosa bella che accadrà a giorni è che abbiamo anche fatto le musiche per il nuovo film di Giovanni Cangialosi, la colonna sonora del film, diciamo, è nostra, e quindi aspettiamo anche l'uscita, speriamo di vederti alla prima, che sarà l'11 Allora ne di... parleremo anche noi. Salutiamo Giovanni Cangelosi. Io per ora vi saluto, ma vi aspetto e Paola prestissimo. Allora, quando Tedeschi, siete scusa, perché pronti, qui Hello People, buongiorno People, i Calandra e Calandra. Paola Salute, scusa, c'è anche Paola Salute anche Bruno. e Bruno, salutiamo tutti. Il film si chiama Sano come un pesce, il brano si chiama Sano come un pesce, quindi seguitelo perché è molto divertente sia il film che il brano. Grazie ragazzi, allora prestissimo, i Calandra e Calandra qui ad Hello People. Torniamo tra poco dopo la pubblicità. I consigli di Radio In. La realizzazione dei tuoi sogni estetici